un po' desolante pensare di essere nel 2014, di parlare di rivoluzione informatica, digitalizzazione della scuola e poi dopo trovarsi di fronte a una realtà come questa. È la provincia l'ente competente sugli istituti superiori della Marca ed il presidente Leonardo Muraro osserva, sbigottito ma non troppo, la situazione documentata dal nostro servizio di ieri sullo stato di allarmante degrado della sede staccata dell'alberghiero Maffioli di Castelfranco. 326 alunni più una cinquantina tra docenti e personale ATA che frequentano quotidianamente uno stabile fatiscente decisamente inadeguato ad ospitare una scuola. Crepe, infiltrazioni, muffe, zone inagibili, inquietanti vibrazioni allarmano genitori, professori ed alunni che sabato 25 scenderanno in piazza a manifestare. Ma il problema è che conosciamo, qui siamo impossibilitati a operare come siamo intervenuti in altre scuole, perché è un edificio storicamente tutelato, perché abbiamo tutti quei vincoli per quanto riguarda una ristrutturazione e anche un sistema di economicità nella gestione di questa struttura. È stato chiesto ai genitori di non sostare nelle scale, perché c'era appunto il rischio di crollo. Le scale sono queste, sono a norma per quanto Una questione dunque nota, monitorata ma difficilmente risolvibile, continuando a far restare le classi nello storico stabile di via Riccati, per il quale peraltro la provincia, non essendo proprietaria dell'edificio, paga pure un affitto. In attesa del nuovo plesso scolastico in corso di definizione con l'ampliamento del Giorgione, l'unico percorso che potrebbe in tempi ragionevoli dare una soluzione al problema è quello di trasferire le classi della sede staccata. Ed è quello di rivedere l'organizzazione del convitto di Castelfranco. È un immobile grande della proprietà della provincia, con una riorganizzazione e una diminuzione dei convittori noi riusciremo a trovare la soluzione che risolverà questo problema. I tempi, secondo l'assessore Mazzocato, anche dal prossimo anno scolastico. Se da quest'anno, per quanto riguarda il convitto, non facessero le iscrizioni di neoconvittori per le prime classi, noi riusciremo già probabilmente per settembre a dare una soluzione, se non a tutte, a gran parte delle classi che sono in via Riccati.